Mattina ricca di appuntamenti presso il municipio di Carmignano in Alta Padovana. Alla presenza di molti amministratori dei 28 comuni dell'Alta si è cercato un filo conduttore per poter affrontare le esigenze della povertà di un territorio esteso 500.000 km² e popolato da oltre 267.000 persone. Questi soggetti presenti e che erogano diversi tipi di sussidi, interventi, contributi si stanno connettendo all'interno di questo progetto per elaborare delle strategie condivise e congiunte. Il reddito di cittadinanza, evoluzione del REI, sembra sia il nuovo strumento di contrasto, insieme alle politiche messe in atto già a fine giugno con il piano povertà dell'Alta Padovana, sottoscritto dai comuni della provincia nord di Padova. Rispetto a un contesto generale non c'è una povertà assoluta, ma c'è una povertà relativa, anche dataci dai dati che abbiamo raccolto con la prima fase di monitoraggio del PON verso il reddito di cittadinanza, e questo ci fa ben sperare anche per l'applicazione, speriamo, del reddito di cittadinanza. Come sempre però sembra che le difficoltà nell'utilizzo dello strumento non manchino, ecco perché parlarne insieme. Dal reddito di cittadinanza ancora oggi non vengono ancora i decreti attuativi, perché ancora non arrivano gli elenchi dell'ANPAL da parte del Ministero, che significa che non si riesce a fare l'inserimento lavorativo, ma questo progetto fatto con la Regione, questa rete amministrativa del territorio, dà una risposta concreta, risorse, ma ancora di più conoscenza dei bisogni